Amici bellini, addentriamoci in un discorso anche un po' complicato che riguarda il fatturato, i ricavi e tutta una serie di dati che vedono il Napoli come la squadra più sostenibile d'Europa. Sta girando questo risultato e andiamo un pochino nel profondo, è una roba difficile, cerchiamo di capirlo insieme. Perché io non mi accontento di lei. Grande Napoli! Perché, come mai? Quali sono le prospettive? È vincere che ti fa aumentare? Oppure se mantieni un livello comunque vai bene? Benvenuto Antonio Francese, diamoci una mano, magari nei commenti qualcuno che ne capisce anche più di me. Io cerco di leggere i dati che poi non sono sempre, non corrispondono sempre a quello che sappiamo. Un po' ci dobbiamo fidare. Noi sappiamo da quella intervista che portai sul canale che insomma il Napoli nel bilancio certe voci le lascia un pochino vaghe, però qualche recap si può fare. E lasciate un like se trovate questo argomento interessante. Si può parlare di calciatori per sempre, però io me lo lego il discorso del calciomercato. Dice: ma il Napoli può permettersi tutto ciò senza andare in difficoltà? Sentiamo che la Roma c'ha il fair play finanziario, sentiamo che la Lazio l'indice di liquidità non possono spendere, il Milan pare stia smobilitando per poter fare mercato. Andiamo a capire insieme. Allora, partendo da questa tabella che ho trovato su X, mi perdonerà l'autore, non ricordo il suo nome, l'avevo salvato, volevo citarlo, ma se mi scrivesse lo scriviamo nei commenti. Questi sono i costi della rosa, il costo della gestione della squadra. Ora ovviamente solo per quanto riguarda il parco calciatori, perché poi hai altri costi, ti devi spostare con l'aereo, devi mantenere il centro sportivo, ci sono altri costi. Questo è quanto ti costa avere questa squadra, tra gli ammortamenti, che sappiamo il Napoli li fa diversi dagli altri, ammortizza prima la metà, poi dopo a scalare, e questo già è importantissimo. Insomma, al di là di alcuni numeri che sono interessanti, ti fa capire quanto ti pesa Lukaku a bilancio, che è quello che ti pesa di più, perché come costo totale Lukaku supera i 22 milioni l'anno scorso, il costo di Lukaku l'anno scorso, tra il prezzo che l'hai pagato, quanto l'hai ammortizzato e quanto ti costa l'ingaggio. A seguire si fa pagare Buongiorno, poi dopo ovviamente McTominay e poi Neres. Quindi queste sono le spese più importanti, che già l'anno prossimo saranno leggermente più basse, perché non devi ammortizzare la metà del cartellino ma andrai a scalare, quindi sarà più basso il costo di questi giocatori quando te li tieni. Osimhen, vedete, visto che non abbiamo dovuto pagare l'ingaggio, o almeno non tutto l'ingaggio come porta questa tabella, ti è costato un circa 3,6 milioni. Nel momento in cui te lo vendi, risparmi questo ingaggio che poteva aumentare più 10 milioni e puoi mettere a bilancio una grandissima plusvalenza, quasi tutta plusvalenza. Se lo vendi a 75, a 70, a 100, a quanto lo vendi, è tutto guadagno finanziario di bilancio. Ma ci arriviamo. Analizzando quelli che sono i numeri che ci porta Calcio e Finanza, anche qua io mi voglio fidare, ma ogni tanto anche loro fanno degli errori, delle piccole sbavature a livello numerico. Questo è il bilancio del 2024, quindi facciamo un calcolo approssimativo. Soprattutto ricordate sempre, noi non facciamo debiti, la roba è tutta pagata, che è una cosa importante, capito? Perché non ci stanno mutui, leasing e cose che sono arrivati. O bond, James Bond. Bene. Se il Napoli registra nel 2024 come ricavi 330 milioni, che si sono un po' abbassati rispetto ai 360 dell'anno precedente, facciamo conto che questi sono i ricavi più o meno anche l'anno che è già finito, perché le plusvalenze, per esempio, abbiamo fatto una 70 di milioni vendendo Kim, però io ricordo che non era 50, vabbè, andiamo per approssimazione. Kim, Elmas ti ha fatto una grandissima plusvalenza, e anche Lozano. Poi ci sono i ricavi da gara, ovviamente tutto quello che riguarda i diritti TV, e ci siamo. Noi quest'anno già possiamo mettere a bilancio il ricavo di Kvara, che è quasi tutta plusvalenza, una settantina così, e già questa settantina che avevi 2 anni fa già l'hai fatta con Kvara. Adesso per quest'anno che viene
potremmo probabilmente, speriamo al più presto, mettere a bilancio quello che è Osimhen. Di conseguenza non dovrebbe variare troppo quello che è il movimento che può fare il Napoli, come lo ha potuto fare 2 anni fa, così lo ha potuto fare l'anno scorso e così può farlo quest'anno. Quindi in teoria, da quello che riesco a capire, il Napoli si può permettere dei colpi come McTominay, come Lukaku, come Neres e come Buongiorno anche quest'anno. Questo è un po' approssimato, ma dobbiamo capirci. Io poi, quando ieri parlavo di net worth di De Laurentiis, comparandolo a Giada De Laurentiis, bisogna calcolare altro, perché il net worth, che è il cosiddetto patrimonio netto, secondo Calcio e Finanza, oscilla ovviamente, e se c'è stata una salita, una crescita dai 175 milioni ai 232 dell'anno scorso. Però poi c'è una piccola incomprensione. Io qua, vedi, posizione finanziaria netta del gruppo è positiva ed è passata rispetto al precedente esercizio da 86 milioni a 86 milioni, incremento del 48%. Questi numeri non possono essere validi, quindi dobbiamo prenderlo purtroppo con le pinzette. Arrivando poi a quella che è la notizia del giorno, che è questa classifica qua, che vede il Napoli primo in Europa per sostenibilità finanziaria. Ora dobbiamo capire come si arriva a questo primo, perché in mezzo a queste squadre, per esempio, non vediamo il Barcellona, che sappiamo che è molto indebitato, non vediamo squadre come il Paris Saint-Germain, non vediamo il Manchester United, però vediamo il Manchester City, e quindi dobbiamo capire perché in mezzo a queste squadre ci sono squadre norvegesi, squadre scandinave che fanno e non fanno, ma alla fine ti cambia poco. Quindi vorrei capire perché, che cosa significa, quali dati vengono presi in considerazione, perché non mi basta, come molti stanno facendo. Ah, grande presidente, che significa? Sostenibili in che senso? C'è margine di crescita? Possiamo farlo il centro sportivo con le nostre spese? Lo possiamo sostenere, oppure tutto questo vale proprio perché non abbiamo spese, perché non abbiamo i costi di strutture che abbiamo? Perché vedete che ci sono delle grosse differenze tra quello che è il Napoli e il Manchester City. Per esempio, il Napoli molto molto forte, 30% sul EBITDA, che adesso vi spieghiamo. Il Manchester City circa la metà, come il Bayern di Monaco un terzo su questo punto di vista. Mentre dov'è che il Napoli ha una percentuale molto più bassa rispetto a City e Bayern di Monaco, e anche Fiorentina è l'ultimo sull'equity margin. Quindi andiamo con calma, perché sennò non capiamo niente. Prima di tutto torno anche indietro e prendo la stessa classifica fatta dallo stesso portale, però questa è di 2019, 2020, 2020-21 e 2021-2022. Quindi già prendono in considerazione 3 anni. Se la classifica ultima prende in considerazione un solo anno, è un altro paio di maniche. Qui il Napoli non c'è, quindi vuol dire che c'è stata una crescita del Napoli rispetto a questi anni, che è entrato in questa classifica. In questa classifica la regina è l'Atalanta. Il Bayern di Monaco resta, come vedete, sempre il Bayern di Monaco è stato sempre portato come un esempio di squadra che vince nel suo paese, che vince anche in Europa, ma che ha una situazione economico-finanziaria tranquilla, senza tutti i debiti che si sentono nelle altre grandi big, vedi il Real Madrid, vedi il Barcellona. Quindi andiamo con calma. Il Manchester City c'è, e ci sono tutte comunque queste, vedete il Bodo Glimt, queste squadre scandinave che evidentemente a livello finanziario sanno come gestire una squadra, magari non fanno grandi exploit europei, non crescono a livello sportivo, però ci fanno sapere che all'interno di queste valutazioni ci sono anche quelle che sono i tuoi risultati sportivi, quindi partecipazione in Europa, vedi il Bodo Glimt che magari poi arriva a fare anche delle partite in Europa importanti. Andiamo avanti. Questo è 2020-2023, un altro triennio che prendiamo. Il Bodo Glimt sale in vantaggio, c'è sempre il Manchester City, c'è già la Fiorentina, l'Atalanta c'è ma scende, e appare il Napoli. Vedete, appare il Napoli in questa classifica. Molto basso però la percentuale del ROA, e adesso cerchiamo di capire pure che cosa significa, perché altrimenti sono che bello, c'è il Napoli, ma che significa? Capiamo. Allora, partendo da questo, e dobbiamo anche ringraziare l'amico Massimo che me l'ha dato come spunto, poi dopo è esplosa questa cosa qua, partendo da un articolo della pagina L'Ultimo Uomo su Facebook, che ci spiega un pochino cosa significano queste voci. Il margine EBITDA, ovvero la percentuale che indica quanto l'azienda guadagna prima di interessi, tasse, deprezzamenti e ammortamenti rispetto al fatturato. Partiamo da questo qua. Il Napoli ha un bel 30%,
che è il dato più alto di tutti quelli in classifica, e facciamo un esempio. Questo è il margine EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, eccetera, eccetera. Quindi in questo esempio, se la percentuale è il 20%, vuol dire che per ogni euro di ricavi l'azienda genera 20 centesimi di utile operativo prima di interessi, tassi, ammortamenti e svalutazioni. Quindi secondo questa classifica il Napoli genera 30 centesimi per ogni euro di ricavo. Ecco il dato più alto rispetto a tutte le altre squadre. Poi andiamo alla ROA, dove il Napoli ha questo 17%, e per esempio vediamo che il Manchester City e il Bayern di Monaco hanno un 6%, quindi molto più bassa del Napoli questa percentuale, molto bassa anche la Fiorentina. 17% vuol dire che per ogni dollaro investito, o per ogni euro investito in asset, cioè l'asset che cos'è? Sono le strutture, sono anche i tuoi giocatori, perché il Napoli quello è l'asset che ha, la società fa un profitto, se fosse il 10%, di 10 centesimi. Quindi spendi un euro, il Napoli fa un profitto di 17 centesimi. E visto che parliamo di asset, ecco perché mi spiego, e spero di aver capito bene, i numeri bassi di Manchester City, di Bayern di Monaco e anche di Fiorentina, perché la Fiorentina ha fatto il centro sportivo. Quindi questo dato qua, se il Napoli poi fa il centro sportivo, aumentano quelli che sono gli investimenti sui tuoi asset e non si sa quanto ne puoi ricavare dietro. Perché? Perché il centro sportivo ti serve per ottenere migliori risultati sportivi, per far star meglio i tuoi calciatori, per allenarti meglio, ma non ti fa guadagnare come ti potrebbe far guadagnare uno stadio. Teniamo presente che tutte queste squadre avranno a bilancio anche quelli che sono i guadagni dello stadio, che il Napoli non ha. Quindi c'è margine di miglioramento, ma è un margine che devi considerare se fai l'investimento. In ultima istanza, l'equity margin è uno degli argomenti probabilmente più complicati per me da capire. Il Napoli ha il 30%, più o meno 29%, Manchester City 50, Bayern di Monaco 66, Fiorentina 63, e qua ce lo spieghiamo così: grazie all'ultimo uomo il margine sul capitale proprio, che misura il rapporto tra il risultato netto, utile o perdita, e il capitale proprio. Avendo il Napoli un capitale, e parliamo anche del proprietario, perché se andiamo a vedere, Commisso è uno di quelli tra i più ricchi in Italia, mentre De Laurentiis come patrimonio netto si oscilla tra i 170 e i 230, quindi 200 è molto più basso. Ecco perché mi spiego, la più bassa percentuale qui rispetto a quello che fai. Ed fa pure caldo qua, quindi non è facile. Di conseguenza, se volete lasciare un like per tutte queste chiacchiere finanziarie, io sono contentissimo perché mi sono messo là, ci ho messo un po' di tempo, non è facile, non è proprio materia mia, però voglio cercare di spiegarmi certi numeri e voglio cercare di spiegarmi se il Napoli può fare queste operazioni di cui si parla. Ci possiamo permettere Nunez, ci possiamo permettere anche Sancho, Noah Lang, quegli altri. Sembra quasi che sai, poco. Allora, secondo me sì, ce lo possiamo permettere senza dover dire è impazzito il padrone. E ogni anno io faccio un video dove dico è impazzito il padrone, in realtà no, e ci troviamo sempre con una gestione economica logica, senza dissanguamenti, senza mettere in pericolo né le casse del presidente né le casse della società, e senza trovarci in situazioni scabrose molto complicate come quelle in cui si trova in questo momento Lotito, o le situazioni come il Brescia che deve essere retrocesso perché non paga gli stipendi, situazioni strane che non si capiscono bene come quella dell'Inter, alcune squadre, alcune situazioni di potere un pochino più consolidato anche quando stanno in grande difficoltà, vedi il Barcellona, così in qualche modo continuano. Noi non credo che possiamo permetterci tutto questo, quindi dobbiamo continuare con questa gestione, e credo, visto che abbiamo visto che i ricavi aumentano tantissimo quando vai avanti in Champions League, io credo che De Laurentiis si sia anche reso conto, in concerto con Chiavelli, in concerto con Conte, che ha la voglia e l'ambizione di crescere e di avere anche risultati sportivi, che quando il Napoli va avanti anche in Champions i ricavi aumentano a dismisura. Allora ci sarà la voglia di difendere lo scudetto, ma sicuramente c'è la voglia di fare una gran bella figura in una Super Champions, che è la nuova formula che il Napoli non conosce e che evidentemente si è reso conto che se vai avanti
ti porta grandi benefici economici e quindi puoi sostenere tutto e puoi anche toglierti lo sfizio di prendere un De Bruyne che nel momento in cui lo paghi zero non devi nemmeno ammortare nulla, devi semplicemente mettere a bonus un una tantum che paghi e poi tra il lordo e quello che lo devi pagare è assolutamente sostenibile. Quindi sotto questo punto di vista noi dobbiamo essere contenti della gestione. Alla gestione ci aggiungiamo anche le 2 vittorie, perché solo la gestione senza le vittorie sportive non ci entravi in quella classifica là. Loro tengono presente anche quello, perché il Manchester City è lì, perché poi fa il triplete e vince tantissimi campionati consecutivamente. Quindi questo è il non plus ultra delle possibilità che una squadra ha, cioè avere una gestione logica, non scellerata e portare anche dei risultati sportivi. Come si fa? Prendendo grandi allenatori credibili, prendendo i giocatori che fanno la differenza sul campo, si fa con un po' di mazzo, con avversari che possono scivolare e a quel punto, nel momento in cui c'è incertezza per quanto riguarda il campionato e c'è grande entusiasmo per quello che potrà riguardare la prossima Champions, bisogna fare la squadra come il Napoli si sta muovendo. Per ora sono voci, ma qualcuno di questi arriverà per forza per poterci sedere al tavolo dei grandi, perché il patrimonio De Laurentiis è uno dei più piccoli in Europa rispetto ai padroni delle grandi squadre, però con la gestione alla fine in percentuale quello che riesci a portare a casa è superiore a quello che alla fine devi spendere per mantenere tutta la baracca. Da New York, Valerio Fluido è tutto, video difficile, se vi è piaciuto lasciate un like.